capito? A casino. Ma una sua casa? Ma che ragione sentire a radio? Ma tu chi sa camera presidente Rea? Chi si soida? Usavo dove sento io, ho stato quando non ci sono i concerti. Tu ancora una caputo di galera cacao, non stanno da una villa lassù. Siamo in mezzo all'auto cristiano. Chissà che mi viste da sciammia e da sempre venuta e tua nipote, a professoressa, da sciammia, ma per giù si da lei, non ho un po' tempo. Sì, tu devi portare sale catene, sì, tu le cattesienti, Tu a questo scegli, a focale ignote. E tu quando volevo vedere assai questa famiglia che le suore, tu ci metti con un cuore, siamo complete. Capisci una verità? Sei certamente tutta interrogata, quando era mia, per non essere diavolo. Concetto, chi è che si può mettere a praticare lattina? Chi è laureata? Tu invece Chiara, a quinta elementare più giunta serale. Ti pensi come a scuola? E invece tu che sta facendo? Non sei capace manco di aiutare a mia puttana più chiara, vieni! Non c'è manca solo capace la santa. Quindi casomai che ci metti le dignità se fai la santa, ma insomma, di scuola non ne vuoi, travaglio non ne vuoi, ma che cosa si può fare nella tua vita? Essere campata, sogno vivere e quanto a ca. Per così niente, scusi, potete fare 100 anni fa. Ora, un travaglio, un tagliare lente nudo, no? Me cucina diventerà così, perché se faccio entrato in banca e conosci tante gente importante. E tu chi cosa vuoi? Non capisci troppo voglio dire, che fame fa? Siamo lì nemmeno. Fa un travaglio non benissimo, fa un bergamotto. E all'agenzia, perché c'è la scuola. Ah, se no, a scuola fossimo la portare la chiesa a domandare delle cose. Se ci tuo padre, che sarà ricordato molto, non sape farlo, no? Tu non sai come mi sfruttano le amiche mie. E non solo, a casa un po' niente perché si impressionano. Addirittura, perché? Ma tanto con papà. E per cosa? E Lazzaro, ma i frate, io sono molto da camminare per lo spettacolo. Vabbè, ma fare sempre il diplomati a fare questo discorso, sai? Tu sai che tu con Lazzaro ci tiene. Ma certo, io sono figlio mascolo e lo figlio prediletto. Io so che a me non mi fanno passare mai niente. Vabbè, una necessaria. Un discorso è che Lazzaro ha travagliato sempre con papà e con nonna via dei anni quando comincia a travagliare con i libri. Dietro di noi, quasi ci parla. Le faccio un quasi, già guarda. Le faccio in buona morte mi fa bene una cosa con questo anno. A mondo cristiani che manco conosciamo. Perché abitante soprannaturale, che ne sai tu? Ah, perché non sei mai di essere veramente, stai facendo una conferenza. Tu pensi per te piuttosto? Io a mia ci pensavo, e lo sai. E comunque un chilo. E tu ti volessi mettere un femmino in camera casa? Da lei poi da dillo che tu non c'è niente, no? Intanto ho chitto come chiamasse tu, si chiama Macomba. E tu lo sappiate il travaglio chiesto. Io ho vinto, posso, ho senso lo scienziato. Non è di mia che tu da scantare. Tu da scantare le dischi di visito padre. Ma poi dire tu a me, mi fa diventare quella che va d'accordo. Vuol dire che tanti belli mascoli parenti d'anni che ci sono, tutti vanno a morire giusto di uno, da lei un combo, che ne alze e ne parla. Ma se ti vuoi, c'è? Ma tu che mi vuoi dire che vuoi? Chiama Pumba, mamma la follia. E papà ti ammazza, ma io qua a te. Carena, lascia, vediamo una riflessione, si dice in Ucraina che ci dirà fare queste cose la signora Macron. Mi raccomando, sbarazza, pulizia, dica appena vuoi, venendo io unico che sente, va bene? Mi raccomando, Natascia, avevo loro. Io questo, ma com'è che ancora non viene? Mi disse che volevo puntare la colazione. Quando chiamo? Pronta, mo? Ma come che ancora non venisse? Avete ore per aspirato? Come se tu mi sono facendo acido! Essere qui, amore mio! Ma unde? Essere qui, amore mio! Ma unde? Dietro la porta! Aprire!
il telefono potere posare. E io sono mia zia, non capisce più niente. Ma tuo padre essere a casa? No, non c'è. E tuo fratello essere a casa? Ma qui c'è, che è un interrogatorio. Meno male, no, non lo potrei vedere, ma cosa avete fatto? Io sono un bravo picciotto! Ma se le figlie di qua pensare sulla mia. Loro essere andati a Toro e dire al padrone che Mario da me non me ne è portato più! Disgraziati. Ho capito che dice tuo marito? Io quando dice che se caì con campane non la va a quittare più. Dire ma non fa puzzare! Ma se non me ne diciamo non ne faccio! Io ogni 3 giorni c'è pure una! Vuol dire che tu mi sei una grande nascita. Sta pulito, sei complimenti. Grazie, sì, essere brava mamma! Io un figlio comando, va bene? Tu ancora carino, non sei niente, non mi chiama mamma. Non ti ci mettere proprio però. Io e sua figlia, la Sasha, ci sposeremo! Io. E di che cosa campate? Di niente e fumo? Io non avere nessuno! I miei genitori essere morti in coma! E quando io ho lasciato mia Africa, venuto qui solo per diventare ricco! E poi non c'è niente per così. Non sapere! Però appena avere piccioli, accanto a un forno dove lavoro e faccio vivere in una setta come grande signora! Fino a mai non hai manco un centesimo una sacchietta. Non mi lasciare, io ti amerei tanto, la Sasha! Amo, io pure ti amo, ma la Sasha mi c'ha chiamare. Natascia, mi chiamo Natascia. Scusa, ma ti difficile nella lingua! Ora basta questi discorsi latini, che ti arriva bene che mio marito ti suicida subito. Mamma aveva ragione, se tornare suocero è spintato succede le fai, ma Cuba andare al lavoro. Se non tornare io portare il pane in Africa. Ti ho detto 100 volte che questa radio la devi tenere a volume basso. Io devo studiare le lezioni per i miei alunni. Hai capito, Tasciona? Sì, ma tanto, devi cambiare, ma senso è così. Se non ti conviene dire, è cancellata. Te lo manco pare che ha fatto cucina, di quanto mi volete bene. Cugine, ma per me voi siete dei perfetti estranei. Noi siamo parenti solo sulla carta. Ma non mi aspetta l'eredità un nonno, pure una carta dobbiamo aspettare di avanti. Ah, guarda, per noi non c'è proprio nessun problema. Ma, cugine, noi due, ma neanche per sogno, guarda. Proprio io neanche ti vedo. Con tutta la cultura che ho, neanche ti vedo. Ah, tu scassi! Tutte e due, avete finito di portare a mio figlio a figura che mi esce finiti la scuola? Senti cara, la sorella, tutto figlia dolore e speranza, che mi ha guidato a mia figlia a pigliare la parrazza costelinza. Io sono abbastanza educata e non dico parolacce. E poi ti ricordo che io sono una professoressa e non ho una quinta elementare serale come a tua figlia. Io sono piena di cultura. Io, e lo sai che ti dico? Nasce la cultura, metti giù un comune, perché mi pare che ti sta striscendo tutta e fuori. Che ignoranza! Vabbè, quando metterai ogni giorno mi senti a sentire certe cristiane. Ti è educata tua figlia? Invece la tua, Senti, l'auto bello spicchio tuo figlio non c'è? non c'è, no. Dici che cosa c'è a dire? Chi c'è a dire? Dire quando va a fare discussioni con mio marito, per lo scossero che viene a farmi la suo papà, o l'abbiamo visto che lo sono? Buono, meglio così. Tutte buone e benedetto. A voi per voi, se non siamo arrivati a questo punto, siamo sciagate. Veramente, cara sorella, a colpa. E di tuo marito e tuo figlio che cominciano prima. Così, ma perché secondo te
tuo marito dice cose giuste, vuol dire che sì ci volete, che sì signorini, e manco di una ci fece fare un funerale a mio marito, ma queste cose che si fanno se non è pariente, E a Dio! Ti pare giusto? Che tuo figlio piglia tutte le fotografie di mezzini e il filone congelatore! Mi fate male di prima, Ti pare giusto? No, ma vedete si sente con un'unica queste voci. Isso, sono cose che si fanno una parentela. E poi, tuo marito ha un pezzo troppo caro. Lo sai quanto c'è domani pazzesco cerchino, lo sai? Senti, quanto c'è domani? 9.000 euro! Ma chi lo dica sciruato? Che tuo marito è troppo sottacculturato! È come si può dire, un cane che ha un caresce padroni! Senti qua, noi insieme un teatro di banca. Noi campano che molto le tute e le fischiamo. Certo! Dove non si sbagli, Comunque, cerca di chiamare a tuo figlio, che va la fotografia dentro il frigorifero di mio marito. Oh, troppo disgrazi, che si succede nulla di noi. Io non voglio diventare vedova prima del tempo, tu stai dicendo, cerca di chiamarlo. Non ti preoccupare, la Maria non si mai, no? Comunque, mio figlio non c'è, si può aspettare la sette e basta, aspetta. E io aspetto. Aspetta. Io aspetto. Io mi ci ho toccato. Aspetta. Ma poi chi schifo. Guardi, pipiccio, mi facessi la qualsiasi. No, ma se fosti tu proprio guarda la giunta la parentela più piccola, capito come altro? Ma Tu, a pensare di cristiani, sanno quanto pesate! Pensa che quando passa Lazzaro, tuo figlio, si tuaccano, perché poi t'attaccano! L'altro giorno, mio marito, un po' giorno a scuola, si scusa a comprare il ferro, anche no, non può contento, che se non bagno per lavarsi. Scendi qua! E se non più un braccio! uno solo! Ciao! Perché non se la Va via, va via. Ti preoccupare, tutto chi tu che ti sia cammoato, ma va a succedere a qua, tu ricordi. Ora, se volesse dire te, fosse una cosa buona che io ti avrei dato e mi aspettavo, va dire. Senti, ti vai. Però tu dai, scendo con mio marito. Buono. Perché se lo scorso lo terreno stava a risolvere, che è successo? Pigliatelo tutto sto terreno, non mi interessa niente. Io voglio solo i 30.000 euro, con papà sto a me, va bene? A me, sai. Cilento, guardi, si ti scappa, e noi ti siamo presi. Buono. Meglio che ne vai, Buono, se no li stiamo cazzando. che tu hai una capoccia di te per tuo marito come? Sente muovere quanto siamo stanchi. Che volissi tu? Non mi abbiamo capitato mai di pubblicare un morto da così. Che volissi tu? Fine che già morì, Lazzaro. Che volissi tu per darne a noi? Ma tu mamma volete dire che è successo, sì o no? Aspetta, siete, allora. Ah sì, è già. Mamma, sentiamo. C'è scuola, che sei luce piccolina a domino. Ah, tu te l'hai occhiali invece, dai, vedo. Scusa, hai stanchezza, mi devi aspettare con le mani dell'occhiale. Ah, ma non mi devo contare che è successo. Perciò, non sai che voglio un marito da panellare. Anza per dire, che mi faccio vedere il fatto. E tu, non sai che cosa che ci dice marito del fatto. Ma che ne faccio io? Tu puoi. Sto cretino, non si è picchiato reci e pinnole di viaga tutto insieme là. Vicino, perché cambiamo esperienza? No, non mi sua magari. A mamma ha detto. Ma che ne sai di cosa è il tuo mio? Che è?
più io, diventi più donna. Altrimenti più scimonetto. Ma non Margherita, non fai tanto, mi ha iniziato a fare una maniera per puntare questa cuore. Buona, conta, ne manca solo l'infarto tuo. Conta. Perciò, c'era un morto, ho visto una bella fissa mano, e prima di fare la caccia, stavo appena una fiera. Perché cazzo per prima la mano là? Per lo cuore. Non c'è la caccia a suo marito ci usa mettere una padella cavura a cavura. Io dicevo, ne parliamo da faccia che mi siamo a ridere. Vabbè, e tu mi vuoi dire a mia, carazza, ci mi sa ridere. E via, ma se muovevamo per Ah, vabbè, ora sì che ci si mi sono vedere le mani. appunto. Perciò, ho visto io, ci faceva una bella saldatura, niente. Un buon modo non stava mai più. Oh beato, abbiamo fatto il bene. Ci tentavamo da tutte le maniere, vuol dire che se Lazzaro, aspetta di sopra. Niente, non capite niente. Allora, alza lo piede e fare dice, c'ho te, da dove sta lascia un signore? Ma se non me la petta te giù, almeno la tua anche. No, ci disse, sape peso, un modo non andava, lo sai tu. Sì, tu io, sì o no? Ci disse Lazzaro, piglia sieda, e sieda. E io, Zerdà, Niente, pure la sieda si rompe. Però l'ultimo ci finisce. o io, la fanno come vuole, ci sto coseno. A voi paese, santi, a conoscere c'è il campo. Cangiare, anche intanto c'era il bel piccio. E poi su un bello travaglio così nobile non lo vuole fare più nessuno ormai. Così vedi, tua figlia è in Francia, c'è dire niente. È in Danimarca, è in Francia, dice antica recca e antica la idea, antica recca e antica. Perché c'ha dire? Sì. Mi telefonò la signora Latona. Mi dice che c'è sua figlia che è incinta di un mese e vuole sapere se è maschio o se è femmina. Che ci dico? Giuseppe! Giuseppe. Ma non come, Giuseppe, ma non come, ti devo fare in tanto. Giuseppe, per manato, la signora Latona sua figlia è incinta. Come giorni, Giuseppe, come giorni. Mi disse che è gay, penso molto di me. Non ti preoccupare, si dice che è un maschio, una casuglia da prima, e tu non ce l'hai Vabbè, ma come tu hai detto io la cosa che tu sai che siamo? Fuoco, papà! Fuoco sta picchiannata! a casa, fuori! Che avevo un piede, fuoco! Ma non è un peccatino, mamma ti squillo ma non capre, sta figlio brutto. Quanta ragazza con me moglie, che io sto a mangiare camiccato, quando torniamo a mangiare. Perché sta bene, quando non ti conviene, vuol dire che la cucina tu ogni giorno. Io sono in stufa e combattere con tuoi. Non sai che dico cosa è inutile, ma scopa tu madre. Papà! Papà! E c'è? Oh! Papà! Come cagano ci sta, mamma? Me l'ha detto, mamma. Lazzaro, tu mio sangue, ogni vuoto, ogni tanto che conto sempre anche questa cosa. Questo fatto di andare un poco del qua, un poco dell'altro, così puoi, mi senti a tuttare. Fondamento, papà. Mi senti a tutto. Giuseppe! Senti da Giuseppe, il prossimo sarai tu, papà. La prima volta che sono visto tua madre non si poteva tarare, sono rimasto folgorato. Ma che la bellezza, ora la brutti. La bruttezza, si intende, era là all'impiego. Aveva un cappello nero, un cappotto nero, un vestito nero, i guasetti neri, i scarpe nere. Ma che era una fiesta? No, funerali sozzini. Ah! Ma che c'è cosa più bella di conoscere la propria moglie e non funerale? A me, quelli che sono molte disgrazie vincono un cuore, papà. A proposito di disgrazie, ma a tu spelocitazione niente ci potevamo fare da verdade, niente. Papà,
i 100.000 euro di piccio di tuo nonno e annuale, cioè mi vuole dare il buschegato del pieno del bel donato, non se ci fanno cantare ma anche i roccoli quando siamo un mizzaccio. Ma che ne potete commentare? Ma che ne potete commentare? Tazione, Papà, che te dice? Se facciamo scendere no? Facciamo una bella soltanto lì, facciamo scendere no? E vedremo quali sono i suoi volontà, visto che quando era venuto cosa fa. Io ero bravo, figlio mio, bravo! Perché tuo zio è seduto espediente che c'è dire via là in telato, tutti si dove c'è Perché non c'è viene? tuo zio c'è dire! Giuseppe! E poi non c'è qui, il prossimo sarà io! Io che ci posso dire questo, sì, ci credo. Io dai, facciamo scendere tutta la famiglia, che cazzo? La sua famiglia, bella bene, la nuova, facciamo la sua spesa. E bene non so come dice. Uno. Guarda tu. Non è poi te che va a paese. Signora Teresa, buongiorno, che è tutto a posto? Signor Santo, è così. Ma chi c'è cambio moglie? Sì, me la può chiamare che mi devo consegnare un paio di pantaloni che le avevo lasciato. Lazzaro, chiama la mamma e ci dice che c'è la signora Teresa cucina, caci. Mamma! La signora Teresa! È sembrata che a morire qualcuno! Ma non mi è morto nessuno. Sai che ti pare che tutti i gente che allenano questa cosa c'ha morire per forza qualcuno, vero? Non può succedere! E speriamo sempre poi. Signora Teresa, che qua? Io da rintrare 100 fatture da a suo marito, che fa male? La intesa di dicembre lei? Per favore, non mi dia pure i pensieri di mio marito che già mi bastano i miei. Lui fa il ragioniere e con i suoi clienti ci pensa lui. Appena torna lo faccio salire, va bene? Che dici? Ma quando me ne non si canterà la pagizia, ma quando me ne va bene? Tu sei più spinta di me! E piuttosto me li allargati i pantaloni come le avevo chiesto. Si calmasse però. I pantaloni io ci allegavo, però più che stare chisto un po' te fare perché il roba da lì non c'è netto. E se rimango incinta io che cosa mi metto? Oh, perdonate, signore. Signora Teresa, lo cominci a dire alle musica un canzone. Lei è incinta, non ci può ne uscire più, no? Ma tu scordò che ci dice un'operazione fatto pareti topes. Lei non ha capito che io voglio un figlio a tutti i costi, altrimenti esco pazza! La mia vista già è fuori. Ma quale pazza, signora? Quanto passa? Quando c'è una media, una linea? Sulla muoia! Piuttosto, dici una cosa, ma ci ha pensato mai a portare sul piccino? Mio marito sta cadendo malato per quante domande abbiamo fatto, ma tutti ci dicono che siamo grandi e uno piccolo non ce lo possono dare. E perché non c'è una convenzione che mezzo grande? Aspettiamo risposta degli assistenti sociali. Non sa di a pensare. Ora ci domandiamo a Lazzaro. Vediamo che cosa decide, va bene? Lazzaretto! Che cosa che ti passa una Teresa? Beonevolo! Pure lui non mi dà nessuna speranza. Non si preoccupare, signora Teresa, la speranza è l'ultima a muore. Beonevolo! Io so solo che sono troppo sfortunata. È come se avessi una maledizione di sopra. Beonevolo! L'ho capito! Non me lo dire più, l'ho capito! Non mi stai chiedendo cosa insiemate! Ma tu mi dici di sempre un'unica mischina in tierra proprio! Ma che buona! Ma se Beonevolo non ci posso dire capello bianco! E poi un libro viola, sono i miei colori preferiti! Io vedo! Muoi, dicendo che disgrazia! Battone!
per te che mi appaiti. Dove sì? Tuo marito c'è? Sarà assediato perché ho feci giocare un po' a bando, capito? Yeah! Hai le sgrazie più grandi che abbia nella vita e che sogno posso parere. Tu prima di parlare di mio auto, dai che lascia qua l'auto con la stumoriata, capisci? Senti, stavolta devi cercare un programma, stavolta devo accompagnare ora. Tu dai, sai bata, caccia amore. Tu, sai che sei un felino in stato di ebbrezza. Che sogno io? Una camminata! Dobbiamo passare una dritta, ma non fa niente! Questo non c'è come io tempo da perdere non ne ho. Per me tempo è intesa, no! Lo sapevo. Ora tu chiami, va bene? Calma. Santo! Santino! Aiuta che avevo ospiti sei nata. Amici. Il mio caro cognatino, che vuoi? Lo sai che vuoi? Che vuoi? I tentamelero fermate nelle messaggi. Che se ne ho visto che tu sei più per te. O del Rio lo farsi casare che patata. Lo sai che per dire al mio avvocato? Che dici? Che i soldi spinto a figlia corneta. Senti qua, Beato, dicono che siamo ignoranti, non è che siamo scemoniti. Io sono parlato con mio ragioniere e mi ha detto che siccome non c'è un testamento, la situazione ce la dobbiamo discutere fra di noi famiglie, quindi mettete tranquilli. E infatti mi pare strano che non so suo e non fece testamento. Perché sono convinto che se l'avesse fatto avessero stato tutto a mia moglie immacolata. Vabbè. La padre mia mi adorava. Piccino mi chiamò crocifissa. E mi passava sempre. Io, ce l'hanno proprio questi fare. Per risolvere la situazione, facciamo parlare al nostro suocero. Non ho capito di che. Facciamo parlare al nostro suocero. Allora che fa? Non so solo che fa, vedi? Ma che Lo facciamo guardare attraverso mio figlio Lazzaro. Ma quello ospedale? Sì, facciamo una bella seduta spiritica, tu che ne la tua famiglia, io con la mia famiglia, non vedremo un capo. E stiamo pensando a Lazzaro, scendo un nome e vedremo finito che dici stavolta quanto tempo siamo per la vecchia ascoltare. Che ne pensi? Abbiamo un che chiedo che scende proprio per sogno. Ma sei bravo. Ma come figlio Lazzaro può stare più che tranquillo. Dicile, poi noi ricordate che siamo gente onesta. E un mecanuncista. Comunque, non mi piace. Più tardi scende tutta la famiglia qui parla piano, perché sono sicuro che a mia suocera non sapota se vede picciole nella salvata. Va bene, più tardi ne vediamo, ma poi insomma. Va bene. Papà, senti! Aspetta che metà la fotografia dentro la fredda! Che c'è? Che c'è? Ancora mi sono amoroso. Ma no, ancora no! Chissà. Viva! Viva! Senti, scappo. Che c'è papà? Sbagliamo! No, chi sto morendo? Ah, non sbagliamo! Ah, ma chi ci metti? Guarda! Ma dici che è nuovo? No! Ma ce ne vai con Non lo so poi, non so perché fa! Io pure l'animato! Ma perché ti dici stamattina? E bravo, poi quello là che non sa la scuola! Nelle mani sono freddo! Oh, senti qua, Lazzaro! Vieni da tuo zio, se con dopo sei tutta sperifica! O sai quello che ha a fare? Papà! Sai quello che ha a fare? Perché mi dice un nonno, io ve lo dico! No, non ha capito niente, tu te non ce la fare da Ida, ma chi vince non ha fare da... Penso che non si preoccupa! Che per il scopare,
mi parla così, ma ruffiani antico. Va, ma ci. Domandaci pure tutto mio. Vabbè. Non è poi te ne va a Non è poi te ne va a E quando vai, sta lì. Dove non ci cercamo Io sono un collaboratore mortuale. Come va? Tutto a posto? Ciao Lazzaro, vengo un cuore a te lontano faccia. Sente qua, speriamo che questa volta mi portai su un travaglio bello sistemato, speriamo. Cosa? Stavolta non potevo fallire. A parte un marito nella panellata, o muoio, che si dice muoio, non la buttare. Bene. Poi Allora, che è successo? Muore che No, perché sono morti stanno sempre con noi, non muoiono mai. ancora mi chiamò Filippo, l'amico mio. Dico che travaglia nella casa di riposo, che non te la fai franca. La benzina c'è scritto calda, fai franca. Proprio così. Franca è alla verità. Che una messa raccogliente sa che Non potessimo mandare rozze. Facetemi parlare, perché queste le questioni rivenute. Perciò Filippo mi disse che c'è la signora Concertina, mi sa più il nome. Poi essere cosa sua. Ma quando mai chissà un codice segreto che usiamo oggi per telefono per dire quando qualcuno sta morendo? io ho pagato più tanto, tu ne dici per fisso. La signora Concertina ha 97 anni, 10 mesi, 3 giorni, 12 ore e 27 minuti che cambia. Quindi ormai arriva solo. Chissà domani non ci arriva. A così mi disse Filippo e io ci credo. Ma e ora oggi che vuoi? Al conto da futura morta, 100 euro per me e 100 euro per Filippo. Come dici? Cioè, quindi io invece ne 200 euro la sacchetta per una volta che ancora non è voluto. Certo, muore. Vabbè, se è così mi rivolgo all'altro, arrivederci. E ne caghi, te ne voglio a darci, te ne voglio a darci. Però, senti qua, se chi senza di noi non muore, poi mi distribuisce con interesse, Figlioli, me ne devi dire magari. Quindi qui saresti a campare, 97 anni, 10 mesi, 6 wine, 12 ore e 27 minuti. Quindi preparatevi con la mesi di travaglio, che fra poco lo picchiamo. Esatto. Sai che pensi? Sai che mi disse Giuseppe, l'anno scorso? Ma tu non hai picchia campare. Si dice a Giuseppe che si piglia un tuo pensiero, non si piglia un pensiero. Che a ti io già in tutta la faccia. Arrivederci. Ragioni non hai stato, mi l'hai citato per male per morte. Ma sufficiente che fa che scende dalla sua casa cuore. Il nostro collaboratore mortuale. Che cosa? Il nostro cerca muore. Allora faccio buono che quando io cancio usciata. Allora, che avevi da dirmi di così urgente? Ragione su cui doveva fare la dichiarazione del vendere. Hai un sacco di fattura a casa di 130 che c'è dare. Ma ancora ci sono 2 settimane piene, non ti preoccupare, ci penso io. Ragione, in realtà ci poteva dire, se potevamo trovare qualche molto nella dichiarazione, per lo spedire il fattore, e poi sempre sbagliamo. Faccio finta di non avere capito. Io queste cose non le faccio, sono un ragioniere onesto. Io piuttosto avrei un favore da chiedervi. Ragione, fallassi, che se potiamo, l'aiutiamo. Come voi ben sapete, io e mia moglie purtroppo non abbiamo potuto avere figli. Per favore, ma ragazzi, se lo vuol dire che ancora era. E poi come facciamo mi stava facendo la depressione. Cagami perché c'è questa vivazione sua, ci mancava solo come un fiere, ci mancava. Ma guarda, non mi dite, mi sta facendo carne malato, non dormiamo più, non mangiamo più, facendomi una conferenza. Se continua così, qualche volta a poco. Buono fa, così travagliamo. Lei la andare solo muore, ha ragione, cosa che ci facciamo male. La ditta di amico che figlio e lei di servizio. E siccome l'elemento ci facciamo pure lo scopo. 50 PC ancora, ragione. Meno male, ma non può fare una battuta raggiata, ma non chiede che ragazzi lo sento. Ma per favore, non può fare. Cioè che vuole fare noi il nostro lavoro siamo
cose, santo. Comunque, bando alle ciance. Il favore che dovreste farmi è di trovare un figlio a me perché. Un figlio. Non sembra facile, domani vado al supermercato a fare cosa sono massimo 100 grammi di figlio un piccerino con un ragioniere. Trovate bello un pacchettato. Non deve essere un pezzanico, anche ad una certa età, ma non chiedo, sta contento stesso. Insomma, per capirci, vada da un mattino di monte, prima o poi, per capiterà di trovare un picciottello vuoi quando, senza pace e senza mace. C'è, papà! C'è! Tutto lavoro, Francesco! Avevo 75 anni! Mi sicuramente 97 anni sto solo, non sono figlio! E come tu vedi a te figlio, c'avete? Ma perché pure per pesa? Ma la nostra situazione è grave perché mia moglie è troppo esaurita. Ma quelli poi, mi pare giusto che con tutti i piccoli chiari e proprietà, un domani, tra 100 anni, quando muoiono, se proprietà, non avendo parenti prossimi, e io e mia moglie, se l'avesse a bucare qualche figlio era mai cucino. Ragione non vado a più e ci trovo io figlio. Alzalo, alzati e cammina. Ma qui sia, sta parlando su cadavere a me casa, se non è pulita e cosa mangiarà? Guarda quando andava che c'è chi la dare non dietro, quando stare tranquilla, che avrà mentira per una nuova assistente sociale per parlare con mare. Vi saluto. Marito e moglie, mi pare non troppo piatoso, ma con niente vede, è buono. Leonino! L'unica telefono è sua, tu disse che stanno scendendo tutta la famiglia. Il telefono, poi te li stavo su Facebook e per guardare che telefono. Ma tu sai che tutti sono finolini che si cosa mi fanno? Io deciso di prepararmi mentalmente alla venuta di un uomo, che ne pensa? Ma io me lo metto da un picchione scarto! Ma si scemo, lì da pronto, che dici che hai un nonno? Tu volevi avvenire con Cristiano? C'è il tuo nonno, io mi scatto di Lazzaro! A te chi mi avrà tutto dopo quando tappo? Venite, facciamo! Giuseppe! Ma che qui volete finire il scegliere tutti noi, Pensaci a tu, Giuseppe, pensa io un telefonino. Io sai che faccio? Ora mi vai una stanza e sta venuta a sprinti con la facciucchio! L'abbiamo preso tempolato. Un nonno piscina aveva bisogno di tutti i componenti della famiglia, se no non viene. Mamma, che marito mi devo vista a casa! Marito, prima la macchina uscire io e tuo fratello. E Giuseppe? E Giuseppe. E poi a toccare a me piace c'eravamo per questo fosse tu figlio. Mamma, ma che tu dici? Ma vi vogliamo, volete finire queste discorsi, Usate che stanno scendendo tutto il capo. Finiamo che ogni tanto ci potessimo fare a vedere che siamo una famiglia unita, se no se ne abbiamo tanta con tanto fondo. Ok? Non importa che mi apparecchia. La famiglia parla piano è qui presente ed è lieta di accogliere il nostro caro defunto suocero. Ah, mi devo scostare, sono stato a chiedere tutto per te avevo tappato rosso e ti volevo suonare la campana di bersagliere, sai di cecca. Non c'è bisogno che fai tutto questo sarcasmo, caro cognato. L'importante è che vede mio padre e si risolve questa situazione. Anche perché io qui dentro sento puzza e me ne vorrei andare. Va bene così, papà? Brava, espressa, le sue sono brave. Senti qua, signorina Scioccamentini, devi dare forza a possedere sulla tua casa. Un tuo canazzo che tu sei un giusto cammino. Senti, pietà! Una cani mattolina! Puzza ogni fa! Poi si carica, c'è puzza, perché fa anche le scimmie, ma cumba! Tu mi hai lasciato che poi domani! Non ci fissa, ma chi sta dicendo cosa? Niente, sto dicendo niente, non stanno a sbattere, che buona solo per mettere zezzano, sai? Maria. Ora, dopo tutte queste belle parole d'amore catolicismo,
Che fa? Ha cominciato a soltanto per il se no non c'è resta nei capelli o scendecchio. Va bene? Figlio dopo di mamma. Vediamo, tu sei Comunque più le cose da me casa, per favore. E tu devi aspettare per me. Lascia la siria. Lascia la siria! Io no! Mi chiedo me. Ma tu ci vedi la mia pace? Così non lo abbiamo tutti secondi. Ora, concentriamo. Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Io ho paura, ma Ma ti da così da mucca di piccola, vai. Dolores, per favore, non avere paura, non c'è niente di scantare. Tu ti raccomando, fare cose chiuse. Tante mamma, guarda tante mamma. Ora concentrate. Dicete quello che dico io. No! Scendetta! Mezza annuale! Che avessimo bisogno di te! Che avremmo, si dice, ignorante! Che avessimo sempre il dialogo! Ora con nonno ci parlo solo io! No! Ora con nonno ci parlo solo io! No! Ora con nonno ci parlo solo io! Ci parlo solo io! Ci parlo solo io! Sta chiamando! Sta pigliando l'ascensore! Mammino bello, case! Caspita! Un nonno è qua! Un nonno è qua! Un nonno è qua! Un nonno è qua! Mi faccio il cane, A quale non è come una cima bomba! Ma che fa babbè? Io dicevo che la sei piccante! Vada! Scusate signori di sapere disturbato, ma sapere che a Casaccia piacere il pane caldo appena ve ne scordato io avete portato. Forse, punta cappuccio. Cattore cama, non c'è a passare la strada, devo capire, sì o no? Lei trattare sempre male me, ma cosa me ne fa? Io sono un mio picciotto. Io non lo so, ma ha fatto niente per ora, però io ti dico che io non mi sopporto. Che ci posso fare? Lei è rasista! Chiamami come vuoi passare da parlare. Oh. E lo brava è Tonia, che tutti si usano nelle frega lei. La mia regonella. Tutto che avesse successo a mia figlia, io posso bene che avevo dopo, avesse venuto diretto, non conto questa maniera. Figurati, decide tutto lui! Scusa, che fai? Ora ti puoi tirare sul pane appena finiamo a canadiere. Va bene? Va bene Natascia, sali dopo. Lei è cattivo, e pure tu, spita!
Serena, Lazzaro, me ne può fare, per un mio nostro. La monnama. No, ma dopo non ci parlo solo io. Non lo conosco, Mamma, concentra. No, no. No, scusa perché ti ho chiesto il CS, va bene. Se mi stava iendo, già era arrivato un messaggio, tacchianati. No, sì, no. Cioè, se non c'è lì, no, parla con me, non tasse, no, non tasse. Uno non sta tassendo. No, 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 non sta tassendo, no, dai che no, bravo, bravo. Ma che fa là? Quando va per la aspetta di me che ti chiedo là? Ma che dici da via? Papà, vedi che fare con tutto il rieno? Io sono troppo contenta di venire del capo, però vedi che gioco a fare, mi piace. Papi, papino, i soldi li devi dare a noi, perché mio marito non sa cosa ne deve fare. E che cavolo io faccio di cosa ti Ma che papà, sente sempre che tu sciarri, tu lo fa meglio sempre che si sciarri. E a volte la mattina da poco da là me schiaffiamo, ma che famiglia sei? Su ente non c'è, niente. No, sempre guarda, mi cavo intero. Comunque, io la mia presenza mi fa canciare. E vostra madre abbiamo deciso. Oltre 3 anni, vai immacolato e i piccoli vanno a crocifisso. 15, ho deciso. Io lo toglio solo quando guarda facendo facile, va bene? Ora per me va. L'altro non ne riesce, di sopra i soldi. Bravo per voi, capite? E padre, no, vai. E vabbè, accettiamo le volontà di nostro suocero. Però scuitatelo, che dopo parla piano, fa pace con santo non mi aiuta. Scuitatelo, cazzo, ti vedo lo coglioso. Mamma mia, non interessa niente. Ah, mi dispiace solo che stavo su pressione. Non ti scandali, che sta casa mi fa appena vinto. E mi deve sempre che tutta la città. Basta che tutti questo mio aiuta a fare. Una domanda, Io l'ho sempre detto che in questo palazzo c'è poca cultura. E le voglio dare, mamma. chi sarà questa cultura? Cuidado, è cametto, poscaduto e dittatore. Allora, che dicono? E dicono che non è nada! Ecco che finalmente non posso trovare un pensiero in te! Uno voleva! Però mi ha visto l'altro pensiero in te, il secondo! Dai, santo, cominciare a fare teatrino, tu fare cannucci in tutto quel teatro. Tu ti sei parlato. O ne tu puoi scuidare un tuo peggio, no? E Canaroccia! Giuseppe! Che macumba! Un piccolo passo di chiarire, sono disposti a fare follia! Io tutto ora, se mia figlia fa qualche fesseria, guarda, siete consumate, va bene? Consumate! Non posso fare che la tua figlia è tutta qua, per fare passare io, ce lo voglio dire, non lo posso fare. Papà! Dale! Che? Io sì! Non te ne la perdono! Mi sta puntando proprio provato, sta puntando! Sta monnezza per potere, che Dio! E che tutte per dire monnezza, cose, uno te lo lavo te li pinta. Bravo, San Momento! Bravo! Suonate. Non è porta che va a paese! Fatemi il disturbo. Come dica? Papà, secondo me chi si sta morendo e vuole fare tutto il tempo. Ringraziando a Dio ancora no. Mi chiamo Angelo Lodato e sono in
direttore della CT. Un CTO, in un ospedale c'è, un centro traumatologico. No, proprio CT. Compro terreni inutili. Terreni inutili. Esattamente, per costruire alberghi di lusso. Una felicitazione. Ma infatti non cercavo voi, ma il signore del terzo piano. Parla piano. Il signore del terzo piano, come si chiama? Parla piano! Il signore del terzo piano, come si chiama? Parla piano! Oh, ma c'è la cura acustico non deve dire molto! Ma di scienza, parla piano e mio cognato che sta penso che non si cerca idole. Ah, parla piano è di cognome. Ma? Siccome ho saputo che sono io il proprietario di un terreno a Bellolampo, me l'hanno detto delle persone del posto. E allora, siccome la mia società vuole comprare questo terreno, sono venuto a fare un'offerta appunto al signor Parlapiano. Ma lei usava la struttura della mezza monezza. Certo che non lo so, ma voi non sapete che fra 6 mesi quella discarica chiuderà e noi la faremo diventare una grande meta turistica. Adesso vado a fare l'offerta. Arrivederci. Posso venuto? Prego. Io sono una tecca curiosa, ma sta offerta quando fosse? Mi dispiace, per la legge sulla privacy non posso dirvi nulla. Ma quale privacy e mio cognato sono vecchio di frate, ma parlare liberamente. Ma allora se così ve la posso dire, l'offerta che farò al signor Parlapiano va dai 300 ai 400.000 euro. Di 100.000! Ma 800.000! Scendi, amore!